Il futurismo è un grande movimento antifilosofico e anticulturale di idee, intuiti, istinti, pugni, calci, schiaffi, specchiatori, purificatori, innovatori e velocizzatori, creato il 20 febbraio 1909 da un gruppo di poeti e artisti italiani geniali. Tra le tante definizioni io prediligo quella data dai teosofi. I futuristi sono i mistici dell'azione. Infatti, i futuristi hanno combattuto e combattono il passatismo sedentario sotto tutte le forme: prudenza diplomatica, logica pessimista, neutralismo, tradizionalismo, culto del... Il 20 febbraio 1909 Filippo Tommaso Marinetti pubblica sul giornale Le Figaro il primo manifesto del futurismo, in cui espone in maniera declamatoria ed energica le idee, le convinzioni e le intenzioni del movimento futurista. Ribellandosi alla cultura borghese dell'Ottocento, ai musei, alle biblioteche e alle accademie, in nome del coraggio, dell'audacia e della rivolta, il futurismo celebra l'uomo, glorifica la guerra ed esalta la macchina e la velocità. Volete dunque sprecare tutte le vostre forze migliori in questa eterna ed inutile ammirazione del passato da cui uscite fatalmente esausti, diminuiti e calpesti? Alzate la testa. Ritti sulla cima del mondo, noi scagliamo una volta ancora la nostra sfida alle stelle. Marinetti rinnega il passato per creare nuovi linguaggi nella letteratura, nelle arti figurative, nell'architettura, nel teatro e nella musica. Così, l'anno successivo, chiede al neofuturista e compositore Francesco Balilla Pratella di redigere il Manifesto dei musicisti futuristi nel 1910. Rivolgendosi ai giovani che vegetano nei licei e nei conservatori, Pratella sprona i musicisti a liberare la loro sensibilità musicale, traendo ispirazione dalla vita moderna. Io dispiego all'aria libera e al sole la rossa bandiera del futurismo, chiamando sotto il suo simbolo fiammeggiante quanti giovani compositori abbiano cuore per amare e per combattere, mente per concepire, fronte immune da viltà, ed urlo la gioia di sentirmi sciolto da ogni vincolo di tradizione, di dubbi, d'opportunismo e di vanità. In risposta al manifesto di Pratella, nel 1913 Luigi Russolo pubblica L'arte dei rumori, esponendo quella che diverrà una delle più importanti intuizioni della musica del XX secolo, e dichiara: La vita antica fu tutta silenzio. Nel XIX secolo, con l'invenzione delle macchine, nacque il rumore. Luigi Russolo spiega come il suono rumore delle macchine e della modernità sia la chiave per ampliare ed arricchire il campo dei suoni musicali, permettendo alla musica di rinnovarsi e all'atmosfera assonnata delle sale dei concerti di risvegliarsi. Nello stesso anno, insieme all'amico futurista Ugo Piatti, Russolo si dedica all'invenzione e alla creazione di strumenti in grado di generare rumore e mutarne il tono, grazie ad un principio meccanico. Nascono così gli intonarumori. La sera del 2 giugno 1913, nelle sale del Teatro Storchi di Modena, Russolo presenta per la prima volta al pubblico una delle sue invenzioni, lo scoppiatore. Capace di riprodurre il suono di un motore a scoppio, Russolo e Piatti riescono a mettere a punto circa 30 strumenti, tra cui ululatori, rombatori, crepitatori, stropicciatori, scoppiatori, ronzatori, gorgogliatori e sibillatori, divisi in 6 famiglie in base al tipo di suono che riproducono. Sebbene poco compresi dal pubblico e dalla critica, gli intonarumori sono molto elogiati da Filippo Tommaso Marinetti e apprezzati tra i futuristi, tanto che Francesco Balilla Pratella, su consiglio del leader futurista, decide di inserire all'interno dell'opera teatrale a cui sta lavorando, L'Aviatore Drò del 1911-1914, i rumori rossoliniani accanto ai suoni dell'orchestra tradizionale. Il 15 maggio 1914, sulla celebre rivista fiorentina La Cerba, fondata nel 1913 e diretta da Giovanni Papini e Ardengo Soffici, Pratella pubblica la prima partitura per orchestra mista tratta da una delle scene più drammatiche dell'Aviatore Drò. Ispirata a un fatto di cronaca locale,
La vicenda narra del ricco Drò, che, rovinato dal gioco, diventa un aviatore spericolato, tanto che un giorno, in preda ad un delirio amoroso, precipita con il suo aereo. Il rombo della macchina, accompagnato dalle voci urlanti della gente che saluta il volo di Drò, viene ricreato grazie all'utilizzo degli intonarumori. L'anno successivo alla pubblicazione dello spartito di Pratella scoppia la Grande Guerra. I futuristi partecipano attivamente al conflitto. Si arruolano, pur continuando a tenersi in contatto dal fronte con sorprendente assiduità, come dimostrano le numerose lettere scambiate tra Pratella e Marinetti, riportate nel volume Lettere ruggenti, proseguendo instancabili il loro lavoro. L'energia futurista e la sua voglia di rinnovamento continuano ad infervorare i loro animi anche a fine conflitto, e il movimento, fedele agli intenti iniziali, continua a raccogliere seguaci tra i giovani compositori. Tra le adesioni al movimento successive alla Prima Guerra Mondiale sono due i musicisti che elaboreranno nuove teorie nella musica futurista, Franco Casavola e Silvio Mix. Il futurismo musicale si appropria di nuovi sentimenti simbolisti, drammatici e lirici, creando ritmi mai immaginati prima. Il compositore barese Franco Casavola, dopo aver collaborato con Marinetti, musicando due sue celebri sintesi teatrali, Prigionieri e Vulcani nel 1925, e in seguito con Enrico Prampolini, componendo Mercante di Cuori per il suo balletto del 1927, con l'avvento del sonoro del cinema, idea e compone le musiche e le colonne sonore di più di 70 film, portando così l'esperienza futurista dai palchi teatrali al grande schermo, con un eco che arriva fino ai giorni nostri. Come esposto nel suo manifesto futurista del 1924, per Casavola la musica e il ritmo nascono da un'ebbrezza improvvisatrice, da una libera individualità, da nuovi movimenti e velocità di emozioni. Nel 1928, in collaborazione con lo scrittore Cesare Giardini, Casavola compone per il racconto Uriele o l'angelo malato la splendida lirica La canzone di Uriele, dal carattere fortemente futurista. Il testo della canzone, infatti, privo di ogni contenuto semantico, rievoca la tecnica futurista delle parole in libertà. I ritmi sono stravolti e la lirica si compone di soli vocalizzi e note dal sapore jazz. Anche dopo il volontario allontanamento di Casavola dal futurismo, alla fine degli anni '20, nelle sue composizioni sono presenti reminiscenze e tracce dell'esperienza futurista, e il musicista barese continua a frequentare artisti ancora legati al movimento. Nel 1932 collabora con Fortunato De Pero alla campagna pubblicitaria della ditta Campari, componendo uno dei primi jingle pubblicitari della storia. Campari. Accanto a Franco Casavola, tra gli adepti al movimento, è presente anche il giovanissimo compositore triestino Silvio Mix, considerato il più grande talento musicale del secondo futurismo, purtroppo scomparso a soli 27 anni. La sua fama di musicista trova ampio riconoscimento nell'ambiente futurista, tanto che nel 1926 Filippo Tommaso Marinetti gli chiede di musicare la sua pantomima Cocktail, definita in un articolo del Corriere della Sera come un'indiavolata e gioconda mistura di foglie danzanti multicolori. Nel 1925 viene pubblicato il dramma futurista di Ruggero Vasari, L'angoscia delle macchine, considerato il primo romanzo di fantascienza della letteratura, e su insistente richiesta dell'autore stesso è Mix il compositore scelto per musicare il dramma. Nel 1926 lavora quindi alla sua opera più complessa, Commenti sinfonici per l'angoscia delle macchine, composta da 7 brevi episodi in cui il talento e l'originalità musicale di Mix trovano espressione attraverso il suo linguaggio microtonale e la scrittura sonora. L'archivio spiega e analizza le varie tappe del percorso sincrono della musica futurista, partendo dalle idee innovatrici e dalle riforme per una musica nuova, teorizzata nei manifesti di Francesco Balilla Pratella, fino alla creazione di Luigi Russolo di strumenti in grado di sintetizzare i rumori, fino a renderli note,
alla necessaria e consecutiva invenzione di una scrittura per inserire gli intonorumori nelle partiture tradizionali, e nel secondo futurismo musicale, con Franco Casavola e Silvio Mix, e lo sviluppo del concetto di teatro, poi riproposto nel cinema. Questa ricerca si sviluppa a partire dal rumore fino alla lirica, per arrivare poi a essere elemento essenziale di ricerca nella musica di grandi autori contemporanei come Philip Corner e John Cage, e nella musica jazz e contemporanea. Questa sincronia ha cambiato il nostro modo di ascoltare. La ricerca musicale futurista ha raggiunto il suo obiettivo. Ha cambiato il futuro della musica. All'interno di questo ricco archivio sulla musica futurista, l'interessato potrà leggere i testi rivoluzionari e carichi di energia dei manifesti futuristi di Pratella e Russolo, in cui gli autori cercano di smuovere il pubblico e in particolar modo i giovani, svegliandoli dall'apatia passatista che li circonda. Potrà sfogliare i testi e le opere teatrali, dal libretto dell'Aviatore Drò all'Angoscia delle macchine di Vasari, insieme allo spartito delle musiche di Silvio Mix, dall'Avviamento alla pazzia al Tamburo di fuoco di Marinetti, ascoltando in sottofondo le musiche dei 4 compositori futuristi. Per ogni compositore sono inoltre riportati dei testi e volumi che possano descriverne il personaggio al fine di dare al lettore ogni strumento per poter comprendere appieno e in maniera approfondita la personalità e la produzione musicale, come la musica futurista di Stefano Bianchi, Nuova enciclopedia del futurismo musicale di Daniele Lombardi, Caro Pratella, una fila, ed Estasi brevi, futuristi in Puglia, di Salvatore Colazzo.